può dare, diciamo, il benvenuto a tutti noi. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, grazie intanto di essere venuti qui a questo incontro. Avevamo numerose iscrizioni, quindi questo ci fa piacere perché, diciamo, l'impegno che ci sta mettendo la città metropolitana nell'interessarsi a un tema che è quello dell'accompagnamento alle imprese, che non è proprio la funzione principale che ha la città metropolitana come ente locale, però come amministrazione ci crediamo fortemente, in qualche modo viene ripagato. Noi abbiamo fatto qualche mese fa la presentazione dello sportello, grazie a questa collaborazione non stiamo lavorando da soli, abbiamo voluto veramente cercare di creare un gruppo di lavoro che supportasse le attività che Invitalia fa su questi temi, per cui abbiamo trovato la collaborazione irrinunciabile, secondo me, di Opificio Innova, che ci ospita oggi, e della Confartigianato Sul Sardegna. Quindi è anche un modello di collaborazione territoriale che secondo me può dare grossi frutti, perché lavorare solo come pubblica amministrazione secondo me non è la stessa cosa che aprirsi alle esigenze del territorio. Questo è uno dei tanti incontri, noi abbiamo intenzione di fare diversi incontri tematici, perché sono tanti veramente i temi che riguardano l'accompagnamento alle imprese, lo sviluppo delle imprese, sia delle nuove imprese, sia delle imprese esistenti. È un periodo in cui ci sono tanti strumenti e spesso uno dei problemi è proprio quello di arrivare alla comunicazione, di arrivare all'informazione, cioè di sapere che ci sono delle opportunità. Ci sono opportunità di diverso tipo, ci sono quelle che offre Invitalia direttamente e oggi siamo qui per questo, poi ovviamente passerò la parola ai colleghi di Invitalia per le illustrazioni, ma ci sono tante altre opportunità che derivano da altre fonti di finanziamento e spesso effettivamente c'è anche una difficoltà di reperimento dell'informazione, del sapere che esistono delle opportunità. A noi piacerebbe immaginare, questo l'abbiamo fatto già col nostro piano strategico della città metropolitana, a noi piace immaginare il territorio della città metropolitana come un territorio attrattivo per le imprese. Per fare questo ognuno deve fare la sua parte e noi come ente pubblico, come pubblica amministrazione locale, stiamo cercando di fare quello che è possibile, sia per le nostre competenze, per le risorse anche umane direi, perché noi, lo ammetto, lo dicevo anche prima, non abbiamo una struttura organizzativa che è votata all'accompagnamento alle imprese, perché la città metropolitana ex provincia non nasce con queste finalità. Quindi pian piano anche noi stiamo cercando di strutturarci e di stare un po' più a passo coi tempi e diciamo, per andare incontro alle reali esigenze del nostro territorio. Per cui il tema delle imprese è fondamentale. Oggi abbiamo uno slot importante su alcuni programmi di Invitalia. Come voi sapete poi abbiamo anche organizzato degli incontri di approfondimento uno a uno con gli esperti di Invitalia. Sappiamo che qualcuno non è riuscito a trovare posto, a trovare spazio per questi incontri, però l'abbiamo già segnalato a Invitalia che in qualche modo troverà il modo anche di darvi una risposta da questo punto di vista. Poi ovviamente lo sportello continua a operare, quindi conoscete gli orari di apertura e via discorrendo, sapete come raggiungerci e seguiteci perché abbiamo in mente di organizzare nel prossimo periodo ulteriori incontri di approfondimento tematici proprio di supporto alle imprese, alle microimprese, alle start-up, diciamo a tutte quelle attività economiche che possono comunque anche loro contribuire allo sviluppo del nostro territorio. Io vi saluto appunto a nome di tutta la città metropolitana di Cagliari, del sindaco Truzzu, di tutti i colleghi che stanno lavorando a questo importante progetto. Vi auguro buon lavoro, do la parola ai colleghi di Invitalia e ovviamente piena disponibilità da parte dell'ente per quello che riusciremo a fare. Grazie a tutti. Poi si presenteranno loro direttamente. Grazie Stefano, grazie, buongiorno a tutti. Eccoci. Allora, dunque, immagino che prima mettano le nostre slide. Buongiorno a tutti, noi siamo il team di promozione e networking di Invitalia, siamo nell'area marketing di Invitalia, che è stata creata appositamente per stare vicini a voi, agli imprenditori, ai territori, creare un vero e proprio dialogo, facilitare il dialogo tra
un'agenzia nazionale per lo sviluppo del paese, quindi di proprietà totalmente del Ministero dell'Economia e Finanze, che gestisce di fatto tutti gli incentivi per la nascita delle start-up, delle nuove imprese, tutti gli incentivi nazionali evidentemente per la nascita di nuove imprese e start-up anche innovative, a maggior ragione, ma ha tutta una serie di agevolazioni, incentivi che finanziano anche imprese già costituite, nuova imprenditorialità, di fatto realtà anche non necessariamente imprenditoriali, che vogliano in qualche modo arricchire i territori, vogliono svilupparsi sui territori. Forniamo anche servizi alla pubblica amministrazione per l'utilizzo proprio dei fondi comunitari e aiutiamo molti ministeri anche nelle gare come centrale di committenza. Queste sono le 3 anime di Invitalia. Siamo particolarmente orgogliosi e contenti di lavorare con le antenne sui territori, cioè questi sportelli sono stati creati proprio per uscire un po' dal palazzo e andare nei luoghi dove le imprese ci sono, operano, crescono, nascono, cioè dove ci sono magari degli aspiranti imprenditori che devono essere anche un po' ispirati, aiutati, affiancati. E su questo l'area sviluppo mercato servizi di cui facciamo parte io e Pasquale ha messo a punto una serie di servizi appositamente per avvicinarci ai territori, per dialogare con i territori, per non restare troppo arroccati nei nostri palazzi. E questi sono gli incentivi, diciamo, i 3 driver di cui parliamo. Non so se si vede. Yes, lì. I 3 driver di cui parliamo sulla nascita di nuove imprese, quindi la creazione di nuove imprese, la crescita delle imprese già esistenti, sono alcuni degli incentivi che crescono veramente quotidianamente e diciamo, come dire, abbiamo tantissime domande con un'enorme mole di lavoro da svolgere, peraltro con tutta la parte del PNRR abbiamo un'ulteriore immissione di fondi e risorse che stiamo gestendo, anche aumentando il nostro organico, ma su questo lo ammettiamo che abbiamo tutta una serie di come dire, valutazioni in corso su alcuni incentivi, perché ci sono arrivate migliaia di domande, e come per esempio mi viene a pensare il bando TOC, l'ultimo che vedete su Facciamo Crescere, che è la transizione degli organismi culturali e creativi, la transizione digital, proposto dal Ministero della Cultura, e abbiamo avuto più di 3.000 domande, e quindi ovviamente voi capite che creare una graduatoria ha i suoi tempi per valutarle tutte. Qui abbiamo provato a darvi un'idea di come sia organizzato il portafoglio degli incentivi di Invitalia. Questi sono solo alcuni degli incentivi che abbiamo. L'idea è proprio che abbiamo degli strumenti specifici in base al stadio di vita, proprio al stadio di sviluppo della nostra idea, della nostra iniziativa imprenditoriale. Cioè si parte dall'incrocio tra gli assi, tra quindi l'investimento molto ridotto, magari vicino allo zero, e la vera e propria idea, cioè l'autoimprenditorialità, magari una libera professione, magari una ditta individuale che parte con self-employment, per esempio, che è l'incentivo destinato, che abbiamo presentato nello scorso incontro, per l'autoimpiego di fatto. E poi mano a mano che la nostra iniziativa, la nostra impresa prende corpo, si costituisce, si unisce questo team magari di imprenditori, di aspiranti imprenditori, e si realizza una startup innovativa, quant'altro, abbiamo vari incentivi adatti per quell'iniziativa. E andremo poi, vedete che mano a mano anche cresce l'investimento che noi possiamo finanziare, cioè sull'asse delle ordinate abbiamo inserito i vari vincoli in termini di
importi di investimento che prevedono gli aiuti di Stato. Voi sapete che ogni aiuto di Stato deve avere almeno un massimale di investimento che possiamo finanziare. Tra l'altro che se viene superato non possiamo, diciamo, dobbiamo rigettare la domanda, quindi proprio per noi è un vincolo fondamentale. E noi oggi ci concentriamo in particolar modo su proprio il centro di questo diagramma, Smart Start Italia, che è l'incentivo per le start-up innovative, proprio l'incentivo nazionale per finanziare l'innovazione. E qua siamo in un luogo dove di innovazione se ne fa molta. E accenneremo anche oltre nuove imprese a tasso zero. Poi abbiamo fatto anche un quadro sinottico per confrontare questi due incentivi anche con Resto al Sud, in modo tale da darvi un po' un'idea, quella che evidentemente è l'incentivo che la fa da padrone nel Mezzogiorno d'Italia per finanziare un po' un seed, no? Cioè un'emissione di un primo investimento, di un primo finanziamento per l'avvio di nuove imprese o sviluppare le imprese già esistenti a partire da giugno 2017, costituite dopo giugno 2017. Poi a mano che si va verso destra andiamo verso le piccole e medie imprese, quindi imprese già costituite da oltre 5 anni e abbiamo dei bandi specifici per l'acquisto di macchinari, strumentali, per investimenti per la digitalizzazione dell'impresa, piuttosto che iniziative di riqualificazione dei processi produttivi in un'ottica di economia circolare, fino ai contratti di sviluppo, i CDS che vedete in alto lì per investimenti al di sopra dei 20 milioni di euro. Questi sono un po' i nostri incentivi, servizi affiancati agli incentivi. Cioè l'idea è proprio di lavorare al vostro fianco per, spesso noi diciamo, allineare i linguaggi per farvi capire, cioè questi sportelli hanno proprio, mi piace proprio l'occasione è ghiottissima per noi per chiarire anche cosa stiamo facendo con la città metropolitana, con questo sportello. È il vero e proprio orientamento, cioè l'idea è di dire ci sono una serie di opportunità, di incentivi per voi, parliamo di qual è il vostro progetto e cerchiamo di capire insieme se c'è un finanziamento, un bando, magari qualcosa che bolle in pentola, che può finanziare, che può aiutare e supportare la vostra iniziativa. E come? Quindi lo sportello raccoglie queste esigenze, è proprio veramente un'antenna sul territorio per raccogliere i vostri bisogni e si interfaccia con noi per capire appunto se c'è qualcosa che può essere utile per aiutarvi. E qui ovviamente i webinar anche online, i tutorial, gli eventi come questo sono proprio finalizzati a questo scopo. Una volta che avete capito l'incentivo adatto a voi, se c'è un incentivo adatto a voi per finanziare la vostra iniziativa, possiamo, per alcuni di questi, perché siamo pochi e gli incentivi sono tanti e voi anche siete tanti, accompagnarvi. Cioè, che vuol dire accompagnamento? È un supporto metodologico per verificare insieme la qualità e la completezza del progetto. Andiamo a fare un check puramente non prevalutativo, insomma non è né una corsia preferenziale né una prevalutazione della domanda, ma facciamo proprio un check, come si dice, la tua idea deve essere capita da chi non è un tecnico, che non è un esperto magari di quel settore, non deve essere lasciato nulla, come dire, al caso, non deve essere dato per scontato nulla, cioè noi facciamo un check affinché siate pronti per essere valutati in qualche modo, e questo lo facciamo con degli incontri one to one, li facciamo da remoto, per cui nel momento in cui oggi, dai one to one che facciamo oggi, capiamo che Smart Start può essere l'iniziativa, lo strumento adatto a voi farete il vostro business plan, il vostro piano di impresa, e magari poi ci fisseremo un incontro one to one per fare questo check di completezza. Abbiamo
accompagnato oltre 1800 start-up su questo. E poi abbiamo tutta una serie di iniziative che a volte facciamo anche con i nostri partner, con i nostri sportelli, di potenziamento delle competenze, della cultura di impresa, di diffusione della cultura di impresa, anche attraverso, per esempio, programmi dedicati di tutoraggio, di mentorship, diamo visibilità ai casi di successo, anche oggi ne parleremo di qualcuno, e networking. Networking è con i nostri appunto partner, gli attori dell'innovazione, ci sono degli incubatori, siamo in uno di questi, ci sono tutta una serie di investitori che fanno parte, partecipiamo anche a degli investor day, organizziamo degli investor day e delle competizioni eventualmente. E partiranno tra poco anche i programmi di accelerazione qua sul territorio dei Bravo. Vi avevo promesso un prospetto di confronto delle misure di cui parleremo oggi. Io parlerò di Smart Start in fondo e invece Pasquale ci racconterà come funziona Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero. L'abbiamo messo un po' a confronto con il Resto al Sud che appunto ormai ha finanziato quasi 15.000 iniziative sul tutto il Mezzogiorno d'Italia, ma non solo, perché in realtà è stata allargata anche il cratere sismico e alle isole minori del centro-nord. Per cui un'iniziativa all'isola d'Elba o alle isole Borromee del lago Maggiore può essere per esempio finanziata, o nella laguna di Venezia. Allora, vedete che la dirimente, poi lo vediamo nel dettaglio, però gli aspetti che dovete verificare e che noi verificheremo con voi sono chi sono i destinatari, cioè chi è il soggetto beneficiario della misura, perché quello è il primo elemento discriminante per capire qual è l'incentivo adatto per quell'iniziativa. Per ON il destinatario sono le imprese giovanili e femminili, forse non si legge benissimo, ma le slide poi ve le faremo avere tramite lo sportello. Sì? Come? Ah sì, sono un po' sformattate, scusateci, forse abbiamo dato il PowerPoint pensando poi vi manderemo il PDF e la grafica sarà perfetta. Allora, stavamo dicendo ON, imprese giovanili e femminili, cioè vuol dire che la maggioranza di teste e quote deve essere detenuta da giovani al di sotto i 36 anni non compiuti oppure o da donne. Le donne non hanno età per Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero. Pur di incentivare proprio l'empowerment femminile, portare le donne a fare impresa, il nostro governo ha inteso appunto per ON non dare nessun tipo di limite di età per questo tipo di compagini costituite da donne. Poi vedremo insomma nel dettaglio. Il progetto imprenditoriale, cioè il settore finanziato per questi 3 incentivi non rileva, perché vedete che di fatto tutte le attività produttive o commerciali o turistiche o di servizi sono finanziabili. Poi vedremo che su Smart Start non è il settore che rileva, ma è un altro aspetto, è proprio l'asticella è posizionata sul carattere innovativo dell'iniziativa e non sul settore o la tipologia di attività. E poi c'è il programma di spesa. Qui è fondamentale capire, quindi esatto, capire qual è l'importo dell'investimento. Noi spesso lo chiamiamo, dateci la lista della spesa to cure, anche proprio una lista molto, molto grossolana di quali siano poi le spese che intendete finanziare. Vedete che ON ha un limite di spesa che arriva fino a 3 milioni di euro, cioè su quel diagramma era diciamo al centro, no? Più o meno dell'importo dell'investimento. E poi mentre Resto al Sud finanzia investimenti fino a 200.000 euro, massimo 200.000 euro, e Smart Start tra i 100.000 e 1,5 milioni di euro. L'ultimo elemento che evidentemente è dirimente per scegliere se quell'incentivo fa al vostro caso
è l'intensità dell'agevolazione. Anche questa varia in base allo strumento, alla misura a cui deciderete di presentare domanda. ON copre il 90% delle spese con un mix tra finanziamento agevolato e fondo perduto. Resto al Sud è veramente imbattibile da questo punto di vista, perché copre tutte le spese ammissibili, il 100%, metà fondo perduto e metà con un finanziamento bancario garantito con interessi a carico di Invitalia, per cui di fatto la banca vi darà un finanziamento i cui interessi li sosterremo noi, e addirittura un bonus a completamento dell'investimento, cioè del programma. Quando finite le vostre spese completate tutto. E Smart Start prevede 80% fino al 90% in realtà, un mutuo a tasso zero senza garanzie, di cui in Sardegna, come in tutto il Mezzogiorno, il 30% non deve essere restituito. Quindi vedete che insomma sono dei mix differenti di agevolazioni, insomma similari ma comunque differenti. Però vediamo nel dettaglio. Vi abbiamo messo Resto al Sud, ripeto, oggi non è il nostro, non lo presenteremo oggi, che invece un mese fa, quando era a metà di gennaio, abbiamo proprio parlato di self-employment, di Resto al Sud e del famoso talk che chiudeva il primo febbraio, quindi abbiamo approfittato per presentarvelo qua. Da remoto, insomma era a gennaio, eravamo ancora da remoto, e Resto al Sud l'abbiamo inserito proprio come benchmark rispetto alla tipologia di agevolazione, la tipologia di programmi. Questi sono un po' di numeri, come vedete sono grandi numeri, cioè abbiamo soprattutto per Resto al Sud, che veramente ormai stiamo andando velocemente verso i 15.000 progetti finanziati, e più di 700 milioni di agevolazioni concesse e 52.000 quasi di posti di lavoro creati. Smart Start e ON hanno numeri più bassi ma molto significativi, soprattutto Smart Start. Considerate che queste 1.400 start-up innovative finanziate fanno parte, di fatto sono il 10% delle start-up iscritte alla sezione speciale delle start-up innovative del registro delle imprese, quindi insomma hanno una certa rappresentanza importante. E su ON poi parleremo. Abbiamo 1 migliaio di progetti finanziati, siamo un po' a rilento, ci costituiamo qui in pubblica piazza, stanno andando un po' a rilento le istruttorie, ma poi lo vedremo. Stiamo cercando di recuperare velocemente. Partiamo da Smart Start. Gli obiettivi sono proprio andare a finanziare tutto quello che è innovazione, tutto quello che è cioè veramente che può fare la differenza per sviluppare un territorio, per sviluppare il tessuto produttivo. Questo quindi ha colto quello che sono le tecnologie emergenti, tutta la parte diciamo di lancio sul mercato di un prodotto innovativo, un servizio innovativo, un processo innovativo, anche diciamo un'organizzazione innovativa che in qualche modo risponde ad un bisogno in maniera differente rispetto a quella che è l'attuale offerta sul mercato. Per noi questa è l'innovazione. Qui parliamo di valorizzazione dei risultati del sistema di ricerca, agevolare il rientro dei cervelli dall'estero, nuova cultura imprenditoriale, però veramente l'asticella di Smart Start su cui vi dovete interrogare, cioè, potrei essere io una Smart Start applicare, come si dice, semplificando l'inglese, su questo bando che tra l'altro è a sportello, è sempre aperto, come anche oltre nuove imprese a tasso zero e come anche Resto al Sud, quindi non avete neanche bisogno non rischierete neanche click day o chiusure diciamo, per fondi. In questo momento abbiamo piena disponibilità di fondi. L'idea è quella di andare effettivamente a finanziare la parte innovativa del nostro tessuto produttivo. Infatti a chi si rivolge? A
start-up innovative già costituite o costituende, quindi anche un team di persone fisiche che intendono costituire questa start-up, che la dovranno costituire nei 30 giorni successivi alla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, oppure anche imprese straniere che vengono in Italia ed apriranno la loro start-up innovativa nel nostro paese. Abbiamo detto il limite dell'investimento. Per Smart Start abbiamo anche un limite minimo che non c'è per oltre nuove imprese a tasso zero, ad esempio, 100.000 euro. Quindi non è ammissibile un progetto che abbia spese inferiori a questo importo, fino a 1,5 milioni di euro. Quindi il vostro progetto deve essere in qualche modo organico, funzionale, autoconsistente entro questo limite. E qua abbiamo parlato di l'innovazione, significato contenuto tecnologico innovativo, sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale e valorizzazione dei risultati della ricerca, un vostro brevetto, un vostro algoritmo, una vostra ricerca, diciamo, specifica su quel settore di cui voi siete espertissimi. Vi ho parlato di quello che intendiamo per innovazione proprio per farvi capire quale sarà la valutazione di questo aspetto, perché c'è un comitato tecnico-scientifico nominato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'ex MISE, che è composto da esperti di settore che valuteranno se effettivamente quell'iniziativa è innovativa per Smart Start, ovvero introduce una vera e propria innovazione sul mercato, risponde a un bisogno in maniera innovativa rispetto a quello che è attualmente presente. Noi su questo ci raccomandiamo perché poi abbiamo tantissime idee bellissime, però magari di qualcosa che viene replicato. Questo non vuol dire che non avrà successo, ma magari per Smart Start non è finanziabile perché non introduce quell'elemento nuovo. Le spese, e questo è un altro aspetto fondamentale. Smart Start finanzia una tipologia di spese, un range di spese molto ampio. Forse direi il più decisamente il più ampio rispetto a tutti gli altri incentivi, proprio per provare a riconoscere questa importanza, diciamo, al comparto delle start-up innovative. Partiamo dalle spese classiche, un po' che finanziano di fatto tutti gli incentivi, le immobilizzazioni materiali, le attrezzature. Occhio, per Smart Start però non vi andiamo a finanziare attrezzature commerciali, come dire, di fatto insomma commerciali come può essere il furgoncino, magari il muletto per la movimentazione delle merci, ok, ma devono essere attrezzature tecnologiche, scientifiche, diciamo tecnologicamente avanzate, cioè qualcosa che vi serve per lanciare sul mercato la vostra innovazione, il vostro progetto innovativo. Cioè l'innovazione sarà veramente il minimo comune denominatore che riguarderà tutto il vostro progetto, sia a livello di spese e sia a livello di progetto e di valutazione, insomma, di mettere in luce tutti gli aspetti, la value proposition, la cosiddetta proposta di valore della vostra iniziativa. Anche le mobilizzazioni immateriali sono spesso in questo campo hanno un'importanza fondamentale, come anche servizi funzionali. Qui il range è molto ampio perché possiamo andare a finanziarvi tutti, per esempio, le spese, diciamo il servizio dato in esterno di collaudo di architetture informatiche, la realizzazione di un'app, la user experience della vostra piattaforma, piuttosto che prime certificazioni, piuttosto che anche test finali per il vostro prodotto, per il vostro prototipo che a questo punto con Smart Start sarà lanciato sul mercato, perché ricordatevi che questi sono incentivi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che finanziano non ricerca e sviluppo, ma tutto quello che è competitivo, non precompetitivo. Diciamo, l'asticella deve essere sempre su qualcosa che deve andare sul mercato per essere quindi poi produttivo. Quindi poi nei 2 anni, di fatto 24 mesi diamo per realizzare il progetto, poi possa
andare a regime ed essere effettivamente venduto magari anche sotto forma evidentemente di software as a service, cioè di abbonamento piuttosto che in licenza, piuttosto che insomma col vostro modello di business, ma comunque andare essere proprio vero e proprio lancio sul mercato della vostra iniziativa. Nei servizi funzionali, peraltro, ci sono anche le spese di incubazione, per esempio, cioè anche l'incubatore che vi ospita, il coworking, che magari vi dà anche dei servizi di assistenza, di networking con la parte commerciale, di aiuto anche nella definizione, insomma, magari del piano di impresa, del vostro mercato, per esempio, la segmentazione del mercato, uno degli aspetti fondamentali su cui vi interrogheremo, è anche questo finanziabile, come il web marketing. Il web marketing, quindi le spese per lancio sul mercato di questa iniziativa, hanno però un limite, il 20% del totale del finanziamento. E poi c'è un unicum, diciamo un unicum rispetto a tanti altri incentivi, inclusi Resto al Sud e On, che possiamo finanziarvi i dipendenti, le spese per il personale, ma solo quelli dipendenti e collaboratori funzionali al progetto. Quindi sempre vi possiamo finanziare lo sviluppatore, perché magari voi decidete di assumerlo, il designer decidete di assumerlo, o se svolgete un servizio di marketing, potrebbe essere anche il social media manager, cioè quel dipendente o quel collaboratore che svolge l'attività innovativa che lanciate sul mercato. A tutto questo monte spese si aggiunge sempre, per fortuna ormai, l'abbiamo introdotto dalla pandemia perché ci siamo resi conto che abbiamo proprio perorato questa causa con i ministeri dicendo le imprese hanno bisogno di ossigeno per partire, le imprese hanno bisogno di capitale circolante che può montare a un massimo del 20%. Lì dentro troverete gli affitti, i canoni di leasing per magari attrezzature noleggiate, per esempio i canoni di hosting, housing, le spese del commercialista, le spese del fiscalista, cioè ci può essere comunque un range di spese piuttosto ampio. Mi sono dimenticata qualcosa? Più o meno l'abbiamo... Materie prime, giusto, sussidiarie di consumo, quello può essere utile e si somma ad ogni stato avanzamento lavori, cioè voi fate 100.000 euro di investimenti tra materiali, immateriali, eccetera, e avrete 20.000 che si sommano come capitale circolante di diritto senza doverle neanche rendicontare. Poi è una verifica che faremo alla fine sui bilanci ex post, diciamo, sul bilancio dell'impresa. Abbiamo detto tutto questo monte spese è tra 100.000 e 1,5 milioni di euro da realizzare in 24 mesi. Ricordatevi che le imposte, le tasse e l'IVA benedetta non viene mai finanziata, quindi tutto questo è al netto dell'IVA. Mai gli aiuti di Stato finanziano imposte e tasse. Qui abbiamo sintetizzato i vantaggi di questa misura Smart Start. Allora, intanto l'abbiamo detto all'inizio, ma lo ripetiamo, quanto vi diamo, quanto finanziamo la vostra iniziativa. È di fatto una linea di credito che copre la spesa ammessa tra l'80 e il 90%. E il 90% se siete una startup costituita interamente da giovani, per noi, ricordatevi, l'asticella è sempre a 36 anni non compiuti, da donne, quindi giovani donne o insomma solo giovani o solo donne, oppure se è presente nella compagine societaria non tra i dipendenti ma tra i soci, tra i founder, un dottore di ricerca. Arriviamo al 90%, ma vado al quinto, sesto punto subito, qui in Sardegna, di questo 80-90% il 30% non lo dovrete rimborsare. E poi vediamo che questo 30 di fondo perduto può aumentare ulteriormente, lo vediamo su una novità assoluta che è stata introdotta di recente e che sta entrando di fatto in operatività adesso, ma non vi svelo subito. Poi è un debito, quindi la vostra startup innovativa di fatto non diluirà in nessun modo il capitale sociale, avrà quindi
un passivo, diciamo, evidentemente un debito da rimborsare, ma da rimborsare a tasso zero senza garanzie, quindi ben altra cosa rispetto a un debito bancario, rispetto a un mutuo bancario, in 10 anni con un avvio ritardato, cioè voi avrete 2 anni per realizzare il vostro investimento, cioè quindi per spendere quei soldi e mano a mano richiederli come rimborso fino a 5 stati di avanzamento lavori, e 1 anno di grazia, non avete interessi, quindi non è neanche un preammortamento, avete 1 anno in cui non dovete rimborsare nulla e poi partirà il piano di ammortamento a rate semestrali posticipate costanti. Quindi ogni 6 mesi, al 30 maggio e al 30 novembre di ogni anno, rimborserete un ventesimo, perché ogni 6 mesi, del vostro finanziamento. Abbiamo visto il 30% nelle 8 regioni del Mezzogiorno. Se siete una startup costituenda o costituita da meno di 12 mesi, avrete un tutoraggio tecnico gestionale apposta per voi. La rendicontazione abbiamo visto che è a stato avanzamento lavori, abbiamo accennato, visto, no? Perché oggi non abbiamo il tempo di vedere tutti i dettagli, ma siamo a disposizione per approfondimenti. Può essere anche con fatture non quetanzate, quindi il saldo ce lo farete vedere cioè il pagamento al fornitore nel SAL successivo, diciamo. Noi l'importante è che ogni SAL ci dimostriate che quello precedente sia interamente pagato. Addirittura avete anche la possibilità di avere un anticipo, questo più o meno tutti gli incentivi prevedono un anticipo, la possibilità di un anticipo, ma quello è l'unico caso in cui vi chiediamo una garanzia per Smart Start, cioè per noi la garanzia siete voi, siete il team e il progetto, ma se dobbiamo anticipare soldi pubblici abbiamo bisogno di una polizza bancaria o una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria, sono alternative. L'ultimo punto è la cumulabilità col fondo di garanzia e col credito d'imposta. Ricordatevi che non è un de minimis, quindi come sapete ogni impresa ha un massimo di diciamo la possibilità di accedere a aiuti in de minimis fino a 200.000 euro in 3 anni consecutivi. Resto al Sud è un aiuto di Stato in de minimis, per cui dovete verificare il vostro plafond che sia capiente ma Smart Start non è in de minimis, per cui se voi avete già, diciamo, magari ottenuto un Resto al Sud e volete scalare con una Smart Start, non c'è un problema di plafond de minimis, se non sulla parte di tutoraggio, che però vale veramente un importo piuttosto, diciamo, basso, mi sembra 15.000 euro per il Mezzogiorno. E siccome il Fondo Centrale di Garanzia e il credito d'imposta non sono aiuti di Stato, perché il credito d'imposta, per esempio, ricerca e sviluppo, insomma, è universale, non selettivo, non applicato in alcune aree ma in tutto il territorio, non avrete un problema di cumulo. Questa era la novità diciamo, introdotta un annetto fa, ma operativamente l'estate scorsa, se non erro. C'è la possibilità di convertire il debito per le start-up già finanziate. Questa è una possibilità che dovete mettere in conto nel momento in cui completate il vostro progetto, cioè quando avrete finito e il vostro progetto, rendicontato tutto e avuto il saldo, quel famoso 70% che dovrete restituire, perché se stiamo parlando della Sardegna abbiamo detto che vi finanziamo l'80-90%, di cui il 30% non lo dovete restituire, quindi il 70% invece va restituito. Di quel 70%, diciamo un altro pezzetto, ovvero fino al 50% totale, quindi un ulteriore 20%, potrebbe essere convertito in fondo perduto, cioè potete convertire fino al 50% del finanziamento agevolato in fondo perduto se siete riusciti a capitalizzare la vostra startup innovativa. Cioè se avete immesso del denaro voi come soci, se sono entrati nuovi soci, se ci sono stati dei business angel che vi hanno finanziato, degli investitori, dei fondi di venture, dei fondi di private equity, diciamo in qualche modo se c'è stata una capitalizzazione in capitali di rischio nelle varie forme che qui vedete della vostra azienda, cioè quindi di almeno
80.000 euro, per almeno 80.000 euro, quindi è un po' una sorta di matching fund, no? Di fatto, cioè diciamo, se voi siete stati così bravi da trovare degli investitori o così bravi da autofinanziarvi con un'immissione di nuovo capitale, diciamo, di nuova capitalizzazione, noi vi premiamo dandovi di fatto un ulteriore premio e non dovendo rimborsare il vostro finanziamento fino a un massimo del 50%. Come qua avevate già un fondo perduto del 30%, arriverete, diciamo, un ulteriore 20%. E questo, diciamo, lo stiamo iniziando a vedere, le prime richieste le stiamo, insomma, vedendo negli ultimi mesi. Un esempio, abbiamo riportato un esempio che sia un po' incasinato, sono 3 ragazzi, diciamo un PhD, una laureata in economia e un ingegnere informatico, che decidono di robotica, che qua è un tema molto, molto sentito in questi luoghi. Hanno costituito nel 2020 una startup innovativa, per cui sono ancora nei 5 anni, hanno realizzato un dispositivo innovativo che permette di intercettare un nuovo mercato e vogliono lanciarlo sul mercato, ingegnerizzarlo, no? Industrializzarlo, e questo è un tipico esempio di una smart start. Ma mi viene in mente una startup che ho seguito io in accompagnamento, sarda, che è Intendimi, che ha realizzato sensori. Loro hanno un brevetto per sensori e piattaforma, quindi hardware, software, per rendere qualsiasi luogo accessibile e, come dire, per facilitare molto la vita agli audiolesi, perché ovviamente attraverso poi, no, questa sensoristica che parla con lo smartwatch o con il computer, col tablet, questi sensori vanno a riconoscere qualsiasi suono, rumore, problema, e va, diciamo, evidentemente non solo ad avvertire in caso di pericolo, a segnalare, diciamo, quello che sta succedendo intorno, che l'audioleso evidentemente banalmente non può riconoscere, non può individuare. E questa combinazione software e hardware è stata finanziata, per esempio, il lancio sul mercato di questo software con tanto di anche contact center per l'utilizzo, insomma tutta la parte di manutenzione, l'abbiamo finanziata con Smart Start, ma insomma ne possiamo pensare 1000. Abbiamo anche qualche unicorno, perché di Orbit, questo ce l'ho con grande, come dire, orgoglio la raccontiamo, di Orbit, che lavora con la NASA, nata a Como, no? Al Como Next. Loro hanno di fatto inventato una tecnologia per recuperare, rimettere in orbita i satelliti deorbitati, e lavora, diciamo, ormai lavora è una delle nostre eccellenze italiane, ma insomma ne possiamo immaginare e pensare veramente tante che sono state finanziate con Smart Start e che stanno anche andando bene, perché stiamo facendo un'analisi di impatto e stanno restituendo, insomma, e quindi questa cosa sta funzionando. Pasquale, a te con questo. Grazie Susanna. Buongiorno a tutti. Io sono Pasquale Pignalosa e sono un business analyst per Invitalia, collega di Susanna, e siamo impegnati nella service unit di promozione e networking, e appunto ci occupiamo, come vi ha accennato prima Susanna, di orientamento e di accompagnamento alle imprese nelle varie fasi di presentazione della domanda. A me l'arduo compito di presentarvi questo incentivo, che è diretto ai giovani e alle donne. Occorre fare una piccola premessa importantissima, che attualmente la misura agevolativa ha esaurito tutta la dotazione finanziaria disponibile. Però si spera naturalmente, sappiamo che sicuramente accadrà come è stato negli anni precedenti, che sicuramente sarà una misura che verrà rifinanziata continuamente. È una misura a sportello, lo sportello è ancora operativo, quindi è possibile presentare ancora le domande di finanziamento, e nel caso
essendo appunto una misura sportello, magari se qualche domanda precedentemente viene valutata in maniera negativa, quindi resa non ammissibile, si scorrono i protocolli. Ma esiste anche una riserva proprio dal PNRR dedicata alle donne. Ma come potete immaginare, come vi dicevo, ci sono stati nell'ultimo periodo delle lungaggini proprio nell'iter valutativo, proprio per la mole di domande che sono state presentate. Però stiamo cercando di recuperare, l'area operativa sta cercando di recuperare a breve e quindi saremo più veloci nella valutazione di questa, per questa misura agevolativa. I soggetti beneficiari per ON Nuova Impresa a Tasso Zero sono imprese di micro e piccola dimensione, naturalmente costituite in forma societaria da non più di 60 mesi. Poi vedremo più avanti che c'è una differenza a seconda della tempistica proprio di costituzione della società, ma possono presentare anche domanda a team di persone fisiche che non hanno ancora costituito la società, con l'obbligo naturalmente di costituirla entro 30-45 giorni, vero Susanna, dalla data di delibera di ammissione alle agevolazioni. E proprio perché è una misura diretta ai giovani e alle donne, la compagine sociale deve essere composta per oltre la metà numerica e di quote da giovani under 36 anni, ovvero all'atto della presentazione della domanda non devono aver compiuto i 36 anni di età e soprattutto parliamo di donne senza limiti di età. Quindi parliamo di maggioranza numerica e di quote, a differenza di quanto previsto da Smart Start, dove la compagine sociale in quel caso per avere la percentuale a fondo perduto, in quel caso la compagine sociale deve essere totalmente composta da giovani under 36 e da donne senza limiti di età. Invece qua si parla di maggioranza numerica e di quote. Quali sono le iniziative ammissibili? Come vedete anche qui è molto ampio, anche come previsto da Smart Start. Parliamo di produzioni di beni nei settori appunto dell'industria, dell'artigianato e anche della trasformazione agricola. Parliamo anche di innovazione sociale in questo caso, dove viene intesa come produzione di beni che creano appunto delle nuove relazioni sociali oppure soddisfano dei nuovi bisogni sociali e anche soluzioni innovative, perché prima la collega ha parlato di Susanna ha parlato di Smart Start che è diretta essenzialmente alle start-up innovative e finanzia innovazioni, ma non è l'unica misura che finanzia innovazione. L'innovazione in questo caso può essere finanziata anche con ON Nuova Impresa a Tasso Zero, ma anche con Restore Sud. Dipende anche dal target, dal limite dell'importo massimo finanziabile. Fornitura di servizi, quindi si parla di servizi alle persone, alle imprese, sempre anche quelli afferenti per esempio all'innovazione sociale. Commercio di beni e servizi e turismo. Turismo rientrano in questo settore tutte quelle strutture turistiche e culturali che valorizzano in qualche modo il patrimonio culturale del territorio, ma anche strutture ricettive e di accoglienza. Sono esclusi dal finanziamento questi per un limite normativo comunitario di tutte le misure agevolative gestite dalla Comunità Europea. In questo caso non sono finanziabili attività di produzione nel settore agricolo, carbonifero e di import-export con l'estero. Come vi dicevo, a seconda della tempistica di costituzione della società, la misura prevede 2 linee di intervento. La prima linea di intervento è questa relativa si chiama capo 2 del decreto, che è per le imprese costituite da non più di 36 mesi e da team di persone fisiche che poi intendono costituire successivamente la società.
Sono finanziabili, sono agevolabili la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, ma anche lo sviluppo di attività esistenti. Mentre per Smart Start esiste un limite minimo di spesa finanziabile, in questo caso non esiste per ON, ma il massimo finanziabile è sempre di 1,5 milioni di euro. La seconda linea di intervento invece è quella, questa famosa capo 3 del decreto, è quella per le imprese costituite da più di 36 mesi, ma naturalmente non più dei 5 anni, quindi dei 60 mesi, alla data di presentazione della domanda. Quindi in questo caso si parla di consolidamento di attività preesistenti, nascita per esempio di nuove unità produttive o diversificazione di una produzione di una determinata attività, o stravolgimento completo delle linee produttive di una società. Tali programmi possono prevedere spese ammissibili di un importo non superiore ai 3 milioni di euro e devono essere naturalmente avviati successivamente alla data di presentazione della domanda. Ma adesso li vediamo le 2 linee di intervento singolarmente nel dettaglio. Iniziamo con il capo 2, quindi parliamo di imprese costituite da meno di 36 mesi o di team di persone fisiche. Il massimo finanziabile, come abbiamo già detto, è 1,5 milioni di euro, e sono un finanziamento che deve essere strettamente necessario all'attività oggetto dell'iniziativa. Queste sono tutte le spese ammissibili per questa linea di intervento. Vedete, parliamo di macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici, ma addirittura acquisto di brevetti e anche le relative licenze d'uso, le consulenze specialistiche, tutti gli oneri notarili naturalmente connessi alla stipula del contratto di finanziamento, ma anche della costituzione della società. E come poi vedete sono previste anche un finanziamento per le opere murarie della sede della vostra iniziativa, nel limite massimo del 30% di tutte quelle voci che vi ho elencato prima. In questa linea di intervento non è previsto per esempio l'acquisto degli immobili, cosa che è possibile, ma lo vedremo più avanti nella seconda linea di intervento, quindi nel capo 3. E anche per ON nuova impresa a tasso zero, nel limite sempre del 20% di tutta la spesa degli investimenti, è ammissibile anche un contributo diretto al capitale circolante. Quindi materie prime, utenze, affitti, che altro? Semilavorati, tutto quello che serve, in qualche modo alla gestione diretta, sono le cosiddette spese di gestione per svolgere la vostra attività. Le agevolazioni per questa linea di intervento è appunto totale degli investimenti si finanzia fino a un massimo del 90% delle spese ritenute ammissibili, parliamo di totale investimenti più capitale circolante, e prevede un mix di agevolazioni che un contributo a fondo perduto del 20%, soprattutto relativamente a quelle voci di spesa relative ai macchinari, agli impianti e programmi informatici, ma anche un finanziamento completamente a tasso zero della durata di 10 anni da restituire in rate semestrali ed è preceduto da 24 mesi di preammortamento. Ma è previsto anche un servizio di tutoraggio tecnico gestionale e anche questo fatto che in effetti si sostanzia in un servizio di accompagnamento, di assistenza tecnica alla realizzazione di tutto il piano degli investimenti in tutto l'arco temporale per la realizzazione dell'iniziativa. Questo è un esempio di quello che potrebbe essere finanziabile secondo un totale di piano di impresa pari a 250.000 euro. Come vedete sono state suddivise le singole voci.
il totale piano d'impresa comprensivo del capitale circolante, quindi è pari a 250.000 euro, come vi abbiamo detto, il 20% di quel 90% reso ammissibile è completamente a fondo perduto, quindi in questo caso parliamo di 29.000 euro sui 250.000 euro, mentre la rimanente parte, 196.000 euro, sono da restituire in 10 anni con il finanziamento a tasso zero. Invece adesso passiamo al capo 3. Vi ricordo che è quello diretto alle imprese costituite da più di 36 mesi e non da più di 60 mesi, quindi di 5 anni. Il massimo finanziabile per questa linea di intervento è 3 milioni di euro e guardate, in questo caso tra le spese ammissibili, ve l'avevo già accennato precedentemente, è previsto anche l'acquisto di un immobile, però questo solo ed esclusivamente se l'iniziativa opera nel settore del turismo e l'acquisto dell'immobile deve rappresentare massimo il 40% dell'investimento ammissibile. Come vedete anche in questo caso naturalmente previsto un finanziamento per le opere murarie assimilate sempre nel limite del 30%, poi parliamo di macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici. Anche in questo caso le agevolazioni naturalmente prevedono una copertura del 90% del totale della spesa resa ammissibile con un mix di agevolazioni con un contributo in questo caso, a differenza della prima linea di intervento, pari al 15% della spesa ritenuta ammissibile, naturalmente al netto delle opere murarie e dell'acquisto degli immobili, quindi parliamo di macchinari, il 15% del totale della spesa relativa a macchinari, impianti, brevetti e licenze, eccetera. E naturalmente anche in questo caso un finanziamento a tasso zero, sempre della durata di 10 anni a rate semestrali posticipate, precedute sempre dai famosi 2 anni di preammortamento. Cosa valutiamo? È importante, noi lo diciamo sempre quando accompagniamo, orientiamo un'impresa nella scelta delle varie misure agevolative del portafoglio che gestisce Invitalia. La valutazione è incentrata sull'adeguatezza delle competenze tecniche, naturalmente organizzative, del team che compone la società. Ma valutiamo naturalmente anche la fattibilità e la cantierabilità del progetto, quindi si parla di coerenza e verifichiamo anche tutti gli aspetti tecnico-produttivi e organizzativi dell'iniziativa e soprattutto valutiamo la sostenibilità economico-finanziaria, cioè valutiamo la coerenza del progetto finanziato in base anche alle potenzialità del mercato di riferimento. Infatti normalmente tutti i nostri business plan si suddividono più o meno in 3 sezioni importanti, che sono quella, una prima sezione descrittiva di quella che è l'oggetto dell'iniziativa, dopodiché si passa alla valutazione, quindi a una corretta analisi di mercato importantissima ai fini della valutazione, e poi soprattutto l'aspetto economico-finanziario, tutto la capacità del progetto di far fronte a quelle che sono le esigenze proprio economico-finanziarie del progetto. Come le valutiamo? Questo però naturalmente c'è una prima verifica di accoglibilità, ovvero è un'istruttoria documentale per verificare naturalmente il possesso dei requisiti previsti dalla normativa dei soggetti e quindi della società che presenta domanda. Dopodiché praticamente c'è una prima fase che prevede una valutazione generale dell'idea imprenditoriale, e questo sempre dovrebbe essere più o meno, ma vi abbiamo anticipato inizialmente queste lungaggini che ci sono ancora,
ma è previsto un primo colloquio di approfondimento su queste parti, appunto sulla fattibilità, sul team imprenditoriale, sulla valutazione dell'idea progettuale. E solo se si riesce a passare in maniera positiva a questo primo colloquio è possibile è necessario effettuare un secondo colloquio per valutare appunto quegli aspetti economici finanziari e quindi anche il piano degli investimenti previsti dall'impresa. Come vedete qui, a differenza di Smart Start, l'istruttoria viene fatta internamente, ovvero dalla service unit, dall'area che si occupa essenzialmente della misura, e non è prevista, come per Smart Start, un'ulteriore valutazione da parte di un comitato tecnico. Le erogazioni delle agevolazioni, questo è un momento importante naturalmente, come anche per Smart Start, anche per ON si possono richiedere a rimborso stati di avanzamento lavori per un massimo di 5 richieste nell'arco temporale dei 24 mesi. Ciascun SAL non deve essere di importo inferiore al 10% dell'investimento complessivo. Naturalmente si fa eccezione per il SAL, per l'ultimo SAL, che naturalmente deve essere a completamento di quanto erogato precedentemente. Contestualmente, diciamo, alle singole richieste, e questo facciamo riferimento solamente alla prima linea di intervento, quindi al capo 2, si può richiedere anche l'erogazione di quanto ammesso come capitale circolante, quindi per le spese di gestione. E ci possono essere due modalità alternative di erogazione, ovvero titoli di spesa quetanzati e non quetanzati. In questo caso, per quelli non quetanzati, come anche per Smart Start, è necessario presentare nella richiesta SAL fatture non quetanzate, appunto non dovete dimostrare subito l'avvenuto pagamento della fattura, ma la si deve dimostrare necessariamente nella richiesta di SAL successiva. Questo fino alla fine. Oppure si può chiedere c'è la possibilità di utilizzare un conto corrente vincolato, questo con Invitalia, con il Ministero dell'Impresa e del Made in Italy, ma anche con l'ABI, quindi con l'Associazione Bancaria Italiana. È stata stipulata una convenzione e quindi è possibile aderire ad una di queste banche, aprire un conto corrente, in questo caso vincolato, e sarà la banca stessa a pagare i fornitori. Quindi non sarà compito, diciamo, dell'impresa pagare il fornitore. L'unica cosa, in questo caso, viene richiesto a fronte diciamo, di quella copertura, di quella parte del finanziamento che non viene appunto finanziato, ma che è a carico dell'impresa, parliamo di quel 10%, ma anche dell'IVA. In questo caso, appunto, applicando con un conto corrente vincolato, è necessario che l'impresa versi la parte che gli compete in quel caso. Qui è un esempio di calcolo, come abbiamo fatto, delle erogazioni delle agevolazioni. Come abbiamo detto 5, ma in questo caso possono essere anche 4. Come vedete, noi finanziamo, l'impresa richiede in un primo SAL 42.000 euro di investimento più 8.000 euro di capitale circolante, dovendo finanziare il 90% di questa, diciamo, del totale delle spese ritenute ammissibili. In questo caso l'impresa riceverà 45.000 euro, che appunto rappresentano questo famoso 90%. E questo via via fino ad arrivare alla conclusione delle erogazioni. E poi da lì inizia la restituzione, e con rate semestrali posticipate, questo per 10 anni. Noi vi ringraziamo naturalmente dell'attenzione che ci avete date, poi saranno forniti a tutti quanti voi, credo, direttamente dallo sportello, vero Riccardo, le slide di presentazione, ma potete fare riferimento diciamo, ai nostri contatti. Abbiamo messo i contatti di Susanna e miei, dove
perché ho visto che oggi anche per gli incontri one-to-one ci sono state notevoli, come dire, elevate prenotazioni, però purtroppo per una questione di tempo non possiamo soddisfare tutti, ma proprio per i servizi che noi offriamo di orientamento e di accompagnamento potete tranquillamente richiedere o al contact center, quindi a quel numero azzurro che vedete, o direttamente a noi, o allo sportello in questo caso, che funge da mediatore. Anzi, noi ringraziamo per il lavoro svolto dallo sportello della città metropolitana dopo Efficiennova, e siamo sempre contenti di venire in questa terra meravigliosa. Pensate che io, ma come anche la collega, sono 20 anni che sono in Invitalia, ho iniziato, non so se vi ricordate, forse voi siete alcuni di voi sono troppo giovani, il famoso prestito d'onore. Parliamo del lontano 1998, ma poi proseguitore oltre, io ero stato assegnato proprio qui alla Sardegna per tutta la fase di monitoraggio e quindi di tutte le visite che noi facevamo. Sono stato furbo, sì, fortunato, però purtroppo tutta questa, diciamo, questa attività lavorativa è stata svolta per tutto l'autunno e inverno, speravo anche d'estate, ma invece d'estate mi hanno richiamato a Roma e quindi non ho potuto godere in quella fase, ma la Sardegna la conosciamo, ci veniamo in vacanza. Grazie mille per l'attenzione. Noi adesso passiamo, penso, agli incontri one-to-one, no? Quindi, vi ripeto, per chi non avesse avuto la possibilità di prenotare l'incontro, potete scriverci e in quel caso vi diamo la possibilità di effettuare degli incontri di orientamento anche da remoto. Grazie a tutti. Pasquale, chi ha prenotato gli incontri one-to-one ci può seguire, è la porta, diciamo, nell'edificio qui a fianco, quindi potete già iniziare a venire oppure aspettare, diciamo, in base all'orario che è stato stabilito per voi. Grazie.